Grazie Marco. Intanto sono arrivato qui, ho scoperto che non dovevo ballare perché ho letto Amadori, ho detto caspita, qui mi fanno ballare, per fortuna no. Scherzi a parte, vi ringrazio Marco perché vengo sempre volentieri qui perché non sono presentazioni di libri, sono degli spettacoli, riesce sempre a creare delle cose in qualche modo coinvolgenti, perché discutere, parlare di libri talvolta è noioso e allora magari riuscire a creare anche un po' di movimento attorno alle parole fa bene. Io di solito parlo poco quando modero perché mi piace che il protagonista non sono io, bisogna lasciare spazio a chi è protagonista. Due parole però bisogna dirle, non le dirò per presentare la nota biografica di Maria Pia, che qua mi sa la conoscete meglio di me, sia per i successi imprenditoriali sia per i libri. Tra l'altro la sua disco ormai di successo, è arrivata al 7° libro di Agata Allegra, è stato presentato pochi giorni fa a Venezia, in regione, con un sacco di successo. E prima di parlare del libro però due parole su di lei, su come quello che mi ha sempre colpito di lei vorrei dirle, nel senso che quella che è la sua curiosità innanzitutto. Io l'ho conosciuta un po' di anni fa, non mi ricordo quanti, ma insomma forse una decina, e ha questa curiosità che è contagiosa. Lei ha viaggiato moltissimo, ha incontrato un sacco di persone, riesce sempre a coinvolgerti, vuole sempre coinvolgerti in un sacco di progetti interessanti, è contagiosa e riesce veramente sempre a trascinarti in mille cose. Ecco, questa è una delle cose che vorrei dire di lei, più che appunto fare l'elenco di tutti dei libri che ha pubblicato. E poi, fin dal primo momento in cui l'ho incontrata, mi ha colpito il suo entusiasmo, in questo modo in cui, con questo sorriso tra l'altro semplice, ma aperto, e con una semplicità nella quale riesce da un lato a frequentare le persone più importanti, i salotti più VIP, riesce a volare altissimo, ma lo fa con quella leggerezza che quasi ti pare che stia bevendo il caffè al bar, no? E io in qualche modo mi ha sempre sorpreso, mi ha sempre affascinato, mi ha sempre conquistato questo modo. Finita la presentazione del personaggio, un po' così sui generis, il libro, due parole sul libro e poi ce lo facciamo raccontare da lei perché credo sia la persona più adatta. Cronaca di una passione argentina è il suo secondo romanzo, diciamo prima che ha fatto altre cose, ha fatto una raccolta di interviste che era molto bella, credo sia stata la prima esperienza con qualcosa che andasse al di là degli articoli di giornale. Poi un altro romanzo, Cercava i nidi sugli alberi, e appunto Agata Allegra, diciamo che continua come produzione più per bambini, no? Con dei disegni, il mondo per l'infanzia. Il mondo dell'infanzia, che è molto bello. Scrivere è una valvola di sfogo, ci spiega nei ringraziamenti la stessa Maria Pia. Scrivere storie è un modo per non perdere la memoria della mia vita, delle persone che ho amato, di quelle che ho incontrato. Lo scrive dopo le 344 pagine di un libro che probabilmente ce lo rivela anche qua, sicuramente ha più di uno spunto autobiografico e magari poi glielo chiederemo. È un libro che ci conduce lungo un percorso che copre l'arco temporale di un secolo, giù di lì, una storia di due famiglie che segue un'evoluzione cronologica ma ci porta anche avanti e indietro con una serie di flashback cinematografici, ci porta indietro ai ricordi d'infanzia, una nonna che è un personaggio molto importante nel libro, che la ritroviamo ed è una figura forse guida, una figura che ha lasciato molto al personaggio, diciamo autobiografico. Si chiama, magari l'avete già sentito, un nome simile, è Maria Stella. Non so se a voi gli dice qualcosa, a me qualcosa dice. È una storia, dicevamo, di due famiglie, tra l'Italia e l'Argentina, una storia di successi. Sono due famiglie importanti, due famiglie ricche che hanno vissuto tante cose belle ma anche tanti dolori, sofferenze.
E il filo conduttore che ci accompagna dalla prima all'ultima pagina è l'amore. Lei scrive passione, io potrei usare un'altra parola, ma poi magari le vediamo. Come amore come motore di vita, l'amore che manca, avvizzito, che porta in qualche modo a sofferenza, a lasciarsi andare, a giorni sempre uguali, forse un po' di noia, a una sensazione di aver fallito nella vita, e poi l'amore della passione ritrovata di una persona incontrata casualmente, fatalità, il tango ha un ruolo, una persona speciale che fa riscoprire la voglia di vivere, che fa riscoprire la voglia di ricostruire, di ricominciare, nuovi obiettivi. L'amore potremmo dire che è un tema non nuovo, ma devo dire che Maria Pia riesce in maniera molto brillante, molto brava a svilupparlo in maniera mai scontata, riesce a sorprenderci con una trama scorrevole, con descrizioni molto accurate e soprattutto con qualche colpo di scena di quelli che non ti aspetti e che ti fa ogni volta ricominciare a leggere con nuovo entusiasmo. La trama, dicevo, non ve la racconto e ce la facciamo raccontare da Maria Pia. Innanzitutto come nasce questo libro, quanto nel libro c'è di autobiografico e quanto è romanzo. A te la parola. Grazie, grazie Gianluca. Buonasera a tutti. Lasciatemi dire innanzitutto quanto io sia questa sera felice di essere qui, perché ho già fatto presentazioni in Italia, le ho volutamente organizzate soltanto al sud, al centro e a Ravenna, perché volevo partire al nord con la mia città, con Bassano del Grappa. Ringrazio molto Marco e tutto il suo staff perché mi ha diciamo così precettata. È stato molto, molto gentile, gli sono molto riconoscente, perché Marco, quando sono passati gli uomini, gli agenti di Cairo, lui non sapeva che avevo scritto questo secondo romanzo. E mi ha telefonato e mi ha detto: ma ho visto che hai scritto, e allora volevo chiederti, la prima del nord la fai qui? E io gli ho detto sì, molto volentieri. E lui ha detto: ho visto che hai scritto l'argentino, perché in realtà questo romanzo lo abbiamo chiamato l'argentino per diciamo forse 4 anni, perché ho iniziato a scrivere questo libro il giorno del mio compleanno del 2012, il 16 agosto 2012, e l'ho chiamato l'argentino perché c'è un personaggio di riferimento che mi piace molto, che mi ha affascinato. Mi sono anche divertita nel tratteggiarlo, nello scriverlo. Poi si sa che il destino ha più fantasia di noi, la vita è sempre molto bizzarra. Un giorno a pranzo a casa della persona alla quale questo libro è dedicato, che è Gabriella Finco, lei mi ha guardato, eravamo a colazione, mi ha guardato e mi ha detto: ma lo sai che io ho la sensazione che ci sia già in commercio un libro che si intitola L'Argentino? E noi stavamo per pubblicare questo libro, che era rimasto in un cassetto 2 anni e mezzo, in attesa che arrivasse l'editore giusto. Per cui Roberto ed io siamo rimasti interdetti e abbiamo detto: beh, cerchiamo di verificare questa cosa. Così Gabriella ha passato tutto il pomeriggio a cercare in un baule questo benedetto argentino, l'ha trovato e alla sera mi ha comunicato, mi ha mandato una foto dove c'era Lucilla Gallavresi, che nel 2003 ha pubblicato con Mursia un romanzo che si intitola L'Argentino. Per cui noi andavamo in stampa dopo 15 giorni. Nel giro di 15 giorni abbiamo dovuto cambiare il titolo di una cosa che ormai
dentro di me era fortissimamente sedimentata, non è stato facile. Alla fine è uscito Cronaca di una passione argentina, che onestamente, il titolo non è mio, lo ha concepito Marco Garavaglia con vari suggerimenti, ma il titolo non è mio. In realtà è molto più giusto Cronaca di una passione argentina, perché questo titolo ci parla, ci dà uno spaccato del romanzo che io ho voluto tratteggiare, che io racconto. È, come diceva Gianluca, una saga familiare che si colloca a cavallo di 2 secoli, quindi l'inizio del Novecento con il mio argentino, Don Juan Pablo Ortiz de Rosas, questo estansiero di grande caratura che nel mio immaginario richiamava il nostro l'avvocato, perché sarebbe stato L' argentino con la lettera maiuscola. Noi in Italia avevamo un unico avvocato, l'avvocato era l'avvocato Agnelli, ma non come caratteristiche morali molto differente. Il mio personaggio è un uomo che calca la scena del palcoscenico di una vita spesa a livello internazionale ai vertici, però lo fa con uno straordinario carisma e anche una grandissima umanità. Come nasce questo libro? Vi racconto una piccola cosa che l'ho ascoltata ieri sera. Ho assistito a Cittadella a un concerto di una banda straordinaria e c'è stata anche la partecipazione di una tromba. Questa tromba è probabilmente la tromba perché è Nello Salsa, è il famoso trombettista che suona le musiche di tutti i film, è il trombettista di Ennio Morricone. Chiara Peggi, la mia cara amica, mi ha invitata, sono stata ben felice di essere andata, e a un certo punto Nello Salsa ha raccontato che il maestro Ennio Morricone spessissimo era intervistato e gli chiedevano da dove ricavasse l'ispirazione, e lui rispondeva che non aveva nessuna ispirazione, si concentrava, ci metteva tutta la sua buona volontà e da lì poi si sviluppava il progetto musicale. Io sono stata folgorata da questa cosa, perché adesso rimarrete a sorpresi, perché di solito le persone che mi intervistano mi fanno questa domanda: da dove trai l'ispirazione? E io rispondo: ma tante volte non ho nessuna ispirazione, e quindi anch'io mi sono spesso forzata a scrivere. Devo dire che il flusso dell'ispirazione l'ho seguito, avendo scritto tutti i giorni, forse 5 volte, perché poi da un'idea ne nasce un'altra, ma l'ispirazione primigenia, il motore acceso che mi porta a dire ho un'idea straordinaria, aspetta che adesso la scrivo nero su bianco, vi devo confessare che spesso e volentieri non ce l'ho. Quindi scrivere questo libro è stato un impegno importante, un impegno gravoso, un impegno che adesso lo sento molto, molto così, anche gioioso, ma in realtà ci ho faticato molto su questa storia. Sono partita da una passione e volevo scrivere a tutti i costi, perché io sono un personaggio che
finché non sono convinta di un'etichetta che mi posso cucire addosso, non me la metto. In questo caso parlo dell'etichetta di scrittrice. Io ho esordito con Cesare De Michelis, i miei primi 2 libri sono stati Parole incrociate e Raggi di luce rosa, perché Cesare mi ha fatto scrivere, quindi devo molto al patron della Marsilio che è mancato lo scorso anno. Sono partita così, e poi ho scritto Cercavi nidi sugli alberi, poi ho fatto altre cose, poi la collana di Agata Allegra, però fino a qualche anno fa, quando mi chiedevano ma tu cosa fai nella vita? Io dicevo, beh, io faccio l'imprenditore. Ma tu non scrivi? Sì, scrivo, ma non ho mai detto sì, faccio lo scrittore. In realtà scrivere questo romanzo è stato più che altro una sfida con me stessa per poter dire, beh sì, Maria Pia Morelli adesso fa anche la scrittrice. Abbiamo il primo intermezzo? No. Sì, allora adesso abbiamo Anna Branciforti che ci leggerà un brano da Cronaca di una passione argentina. Grazie Anna. In Argentina, terra dei fragili equilibri che sfociavano in frequenti colpi di Stato, gli Ortiz de Rosas costituivano l'oligarchia conservatrice, pur appartenendo all'ala antifascista della destra che durante il secondo conflitto mondiale era stato favorevole all'entrata in guerra del paese contro l'asse a fianco degli alleati. Dimostrarono così di avere vedute più ampie rispetto agli interessi prettamente contingenti e utilitaristici di una classe dirigente composta da persone ripiegate soltanto su se stesse. Nei periodi di dittatura, la contiguità con il potere militare aveva fatto scendere l'alta borghesia a compromessi poco innocenti, e anche suo suocero, qualche scheletro nell'armadio, ce l'aveva. Oggi lei conduceva una vita senza alcuna preoccupazione di ordine economico, in un maniero pieno di splendori, traboccante di ori e di specchi, di lusso e di superfluo, un'isola incantata in contraddizione con gran parte di ciò che esisteva fuori. La dimensione comune all'esterno di quell'oasi felice infatti era ben differente, e Buenos Aires stessa, la città più europea del Sud America, assurgeva a metafora dell'enorme divario sociale tra ricchi e poveri. Nessun dubbio in quale versante fosse collocata lei, nata con la camicia, a differenza della stragrande maggioranza degli abitanti della capitale, con un destino segnato dalla miseria, con un unico diritto e neanche tanto scontato, quello di venire compatiti. Ne avrebbero avuto tutti un enorme bisogno, in particolare dopo il default finanziario del 2001, una bancarotta che aveva avuto riflessi disastrosi anche in Europa, con migliaia di risparmiatori, grandi e piccoli, che, raggirati da consiglieri maldestri e scorretti, avevano visto dilapidato in un baleno il loro patrimonio. Ma Buenos Aires ha una caratteristica: possiede una personalità così forte e fiera che anche nei momenti più difficili e struggenti, come al culmine di un tango, non perde mai la voglia di vivere. Reagisce. Il quartiere che prediligeva era Palermo, dove avevano vissuto i suoi amatissimi nonni paterni. Tutto era tenuto con cura: i palazzi d'epoca, i vasti parchi verdi e i giardini erbosi brulicanti di famiglia a passeggio nei fine settimana, le boutique degli stilisti, le sedi delle ambasciate, le entrate dei musei, le vetrine dei negozi, i marciapiedi alberati, i viali immensi e le vie acciottolate. Ovunque si respirava un marchio di appartenenza e di identità, fatto di un tocco di classe, talvolta accennato e poco percettibile, che però
c'era. Oltre i binari della stazione centrale, l'altra metà della mela. Già, perché dietro la zona bene di Retiro si apre una realtà inesplorabile e pericolosa, quella delle barracas, delle villas miserias e dei loro abitanti che non possiedono nulla e che quindi nulla hanno da perdere. Senza tetto, mendicanti e cartoneros che campano alla giornata, simboli di una megalopoli dai forti contrasti sociali provocati anche dalla dissipazione del denaro pubblico, con quartieri trasformati in trincee di lotta dove la gente, per sopravvivere, oltrepassa senza remore i limiti della legalità. Contesti urbani carichi di rabbia e cieca disperazione, che di tanto in tanto esplode violenta per essere poi repressa con esiti sanguinosi. Lungo le strade, quell'umanità afflitta e in difficoltà sfilava puntualmente. Accovacciate a terra, robuste sciatte contadine passavano le giornate tentando di vendere lo scarno raccolto degli orti, che coltivavano per qualche misero centavo, le spalle appoggiate ai muri delle case mirabilmente descritte da Borges, così dolorosamente uguali, così isolate tra loro pur essendo a strettissimo contatto. Esistenze condotte sugli opposti, che si sfioravano senza mai attrarsi. Un dislivello che avvertiva, che non la lasciava indifferente, eppure Maria Stella non era stata abituata al sacrificio e con l'età si era adattata a chiudere gli occhi, imparando a tacitare ciò che non le piaceva, a costo di diventare ancora più infelice. È lo scotto che si paga a scontentare la propria coscienza. Grazie. E adesso abbiamo un altro...
Abbiamo parlato di amore, di passione, entriamo in un tema un po' più forte, desaparecidos. Tutti noi sappiamo che cosa è accaduto in una certa fase storica dell'Argentina, a metà tra gli anni 70 e l'inizio degli 80. Si stima che almeno 30.000 persone, forse anche di più, siano scomparse. Attivisti politici ritenuti sovversivi o che facevano attività antigovernativa, accusati di farla, catturati e arrestati dalla polizia da un giorno all'altro e dei quali non si è più saputo niente. Un tema forte che fa da filo conduttore al libro. Il protagonista maschile, Valerio, un professore di storia, ne è testimone perché ha vissuto indirettamente, perché è una persona a cui voleva molto bene per l'attività politica, per le idee non allineate col regime militare, fu arrestata, torturata, e nel libro questa storia fa in qualche modo da sottofondo. Fa da sottofondo, così come affronta tutta una serie di temi sociali, di analisi sulla società argentina dell'epoca, ma io credo che in qualche modo l'Argentina serva come scusa per analizzare un certo mondo, che è un mondo, abbiamo parlato prima di questa famiglia molto importante, di questa saga, di questa alta borghesia molto ricca, che ha fatto successo, che è riuscita ad imporsi, ad arricchirsi, che vive con tutti gli agi. Ci ha raccontato del personaggio, il capostipite di questa famiglia, che da un lato ha dei grandi pregi, dall'altro ha un figlio che in realtà non segue le orme del padre, che in qualche modo si lascia andare alla vita un po' più dissoluta e con meno principi. Ecco, un po' quello che viene fuori, io credo, dal romanzo è un aspetto, da un lato di analisi positiva per chi riesce nella vita ad avere successo, ma ad utilizzare questo successo in un certo modo, dall'altro una critica per un certo modo di vivere privo di scrupoli, privo di principi, assolutamente al di là di ogni considerazione, chiamiamola morale. Ecco, io credo che questo faccia da sottofondo al libro, senza voler andare a dare dei giudizi morali sui personaggi, ma in qualche modo ci dà un'analisi su, tagliamola con l'accetta, il bene e il male, insomma, su dei personaggi positivi e negativi. E io vorrei capire se anche questo nasce da un'esperienza vissuta oppure è tutta fantasia. Allora, Gianluca ha sottolineato come questo filo conduttore storico nel romanzo sia acceso dalla prima pagina all'ultima, e questa diciamo che è la cosa che mi ha dato maggiore soddisfazione mentre lo scrivevo, e anche adesso quando lo rileggo. E io di solito scrivo sempre di quello che conosco, tranne le storielline di Agata Allegra, allora lì invento di sana pianta, anche se parto da Agata, è la sorellina di Massi, mio figlio, quindi una realtà bassanese, spunti che esistono, però lì vado di immaginazione pura. Quando scrivo i miei romanzi, mi baso su situazioni che ho conosciuto, ci metto ovviamente del mio. Somerset Maugham, l'autore di Schiavo d'amore, il celebre scrittore inglese, diceva che non si può tratteggiare un personaggio se non
se questo personaggio non affonda le sue radici in una caratterizzazione personale dello scrittore. Ecco, quindi in qualche modo ovviamente c'è sempre un tratto familiare, conosciuto, noto, che non vuol dire che i protagonisti o la protagonista sia la fotocopia di Maria Pia Morelli. Io ai personaggi do loro le mie emozioni, le mie sensazioni, quello che ho vissuto, quello che ho sperimentato, ma poi vivono di vita propria. Questa storia si radica in un contesto storico molto difficile e il personaggio che tocca più da vicino il periodo del golpe militare e della dittatura di Jorge Videla è Valerio, l'uomo di cui Maria Stella Pellegrini si innamora, il professore di storia di cui parlava Gianluca poco fa. Lui sperimenta indirettamente, ma sulla propria pelle, diciamo, i crimini orribili, l'orrore che questa dittatura militare ha portato in Argentina. Videla ha condizionato moltissimo le vite delle famiglie argentine, che non soltanto di quelle che erano considerati potenziali nemici politici, quindi socialisti, comunisti, ma anche studenti che sull'onda della loro giovinezza, quindi della loro passione, delle loro velleità di futuro, propugnavano e quindi andavano in contrasto con quello che la giunta militare, con le idee politiche della giunta militare. Pensate che sono arrivati addirittura, al di là delle cose clamorose, dei voli sul Mar della Plata, delle partenze, le operazioni Condor che facevano ogni mercoledì con i personaggi bendati, le persone che avevano sequestrato e che li gettavano in mare, hanno condizionato persino i bimbi delle scuole, cioè agivano anche sulla vivacità dei bambini, sul fatto che i bambini fossero molto così estroversi, vivaci. Questo doveva essere segnalato, perché un bambino così diventava il potenziale nemico da combattere. Quindi c'era il nostro uomo, che è stato definito ovviamente a ragione l'Hitler della Pampa. È stata una pagina tremenda da vivere, e io mi sono sempre, mentre scrivevo, confrontata con questa protagonista, Maria Stella, che pur vivendo, Maria Stella nasce ricca, nasce da una famiglia molto agiata, che ha però una storia di emigrazione alle spalle, abbastanza insolita, perché la nonna romagnola appartiene a una famiglia industriale importante, il nonno invece è un emigrante friulano. Questa nonna, Veronica, avrà il coraggio di lasciare gli agi che la famiglia le aveva sempre consentito, è laureata in storia dell'arte, e segue proprio l'amore, segue nonno Corrado, che in Argentina trova un approdo diverso per costruire la propria di fortuna, visto che lui è un uomo che non vuole appoggiarsi, appendersi, attaccarsi alla fortuna del suocero.
Ecco, dicevo che sarà nonna Veronica che vuole riportare, che vuole portare, quando sente che il peso della dittatura è così forte, è così invasivo, è così inglobante, vuole proteggere la nipote e la riporta in Italia. Quindi Maria Stella farà gli ultimi 2 anni di liceo a Lugo di Romagna, il Gregorio Ricci Curbastro, che è lo stesso liceo che ho fatto io, ma questo per dire una coincidenza. Però io mi sono sempre interrogata, perché quando ero un'adolescente, sul fatto che io vivevo una vita molto spensierata, una vita fatta di studio, fatta di sport, fatta di famiglia, fatta di gioiosità. Mi sono sempre interrogata invece sul tipo di vita che facevano i miei coetanei in uno stato come poteva essere l'Argentina o il Cile. Ecco perché ho scritto di questa cosa. Naturalmente è una terra che conosco, ci sono stata varie volte e quindi ragionare di questo mi è venuto abbastanza naturale. Certo che gli orrori che hanno vissuto anche come madre, se ci penso rabbrividisco, impazzisco, le madri della Plaza de Mayo con i cartelli "Donde están", è allucinante, perché arrivavano, facevano irruzione, gli uomini era una Gestapo, gli uomini della sicurezza, della AAA, arrivavano, facevano irruzione e ti portavano via soltanto perché ti rapivano, soltanto perché qualcuno magari ti aveva denunciato e tu non avevi fatto niente. Quindi queste cose mi hanno molto colpita. E poi quello che io non sono un'appassionatissima di calcio, però il mondiale di calcio del 78, che è stato giocato in Argentina, che si è tenuto in Argentina e che l'Argentina addirittura ha vinto, questo sotto gli occhi di tutto il mondo, perché è pur vero che Videla e i suoi uomini facevano di tutto perché la stampa internazionale non fosse a conoscenza dei crimini che loro perpetuavano quotidianamente, però ci sono state delle connivenze così clamorose, così strabilianti. Basti pensare alla partita giocata con il Perù, che è stata la partita che li ha portati in finale, dove hanno vinto 6-0 contro il Perù. È stata una partita clamorosamente truccata non so se lo sappiate, io non lo sapevo. Videla si era recato nello spogliatoio del Perù insieme a Henry Kissinger e Timothy Pierce, famoso giornalista, ha poi scritto che oltre ad aver corrotto il portiere del Perù, che fatalità, il portiere del Perù era stato naturalizzato peruviano l'anno prima, perché in realtà era argentino. Quiroga era argentino, quindi l'hanno comprato, c'è stato questo combin e Pierce, dicevo, raccontava che l'Argentina regalò al Perù 1 milione di tonnellate di grano e aprì una linea di credito per 50 milioni di dollari che furono donati in grande maggioranza alla squadra del Perù. E questo Quiroga poi successivamente affermò di essere stato corrotto. Ecco, questo è una cosa che lascia tutti agghiacciati.
perché questo è successo senza che nessuno muovesse un dito, perché lui perché la giunta militare aveva bisogno di farsi pubblicità, aveva bisogno di visibilità positiva, e alla fine sono riusciti anche a vincere in modo scorretto, senza nessun fair play, l'ultima partita, a vincere il mondiale, perché con l'Olanda ai supplementari 3-1, perché l'arbitro Gonnella fu criticatissimo, e da allora lui non ha più arbitrato. Agghiacciante, no? E tra l'altro di tutte queste cose si è saputo solo qualcosa dopo tanti anni, è una parte della nostra storia che Maria Pia ricostruisce anche con rigore, pur in un romanzo, e di questo adesso ascolteremo il brano di Fabio, letto da Fabio Dalla Zuana, del canzoniere letterario, proprio sulla dittatura militare e su un personaggio che sentiremo, che racconta la sua esperienza drammatica. Era iniziata una repressione subdola, scandita nell'assoluta segretezza degli arresti che avrebbe garantito per lungo tempo al regime militare argentino una sorta di invisibilità agli occhi del mondo. Molti fingevano di non vedere, altri non volevano vedere. Per Veronica, al contrario, mente e occhi bene aperti, tutto era chiaro. Liberale, insofferente alle imposizioni dogmatiche e dittatoriali, percepiva il malessere che si stava espandendo in Argentina e constatava con amarezza che non si potevano più esprimere le proprie idee. Impossibile condurre una vita normale. E a soffrirne maggiormente erano i giovani. All'improvviso quelli più loquaci e intraprendenti sparivano. La conferma arrivò il giorno in cui sorprese Florencia, la fidata domestica da oltre 30 anni al loro servizio, nascondere le lacrime dietro ai fornelli. L'angoscia di quella donna buona, diligente e sempre pronta ad alleggerirla nelle faccende domestiche l'aveva colpita e con premuroso interesse l'aveva interrogata. Florencia, cara, perché stai piangendo? Cos'è successo? Posso aiutarti? Veronica non avrebbe mai più dimenticato la maschera di dolore impressa nel volto di Florencia nel momento in cui si era girata e i loro sguardi si erano incrociati. E fu così che la padrona seppe che Orazio, il figlio ventenne, era stato arrestato il giorno precedente nel cuore della notte. 3 poliziotti in borghese erano piombati a casa loro e senza dare nessuna spiegazione ai familiari spaventati se l'erano portato via. A nulla erano valsi i tentativi di resistenza della madre e del padre. Florencia si asciugò gli occhi e rialzò la testa. Un'espressione straziante trapassò Veronica, che decise di intervenire. Si adoperò da subito per cercare di aiutarli. Conosceva tante persone influenti alle quali si rivolse per sapere dove fosse finito Orazio. Solo di qualche anno più grande della sua Maria Stella. L'idea che la stessa cosa potesse succedere anche alla nipote amatissima li inquietava terribilmente. Se lo ricordava bambino, aggrappato alle gonne di sua madre nei giorni di festa, vivace, pieno d'allegria, un musetto simpatico illuminato da un sorriso di gratitudine, quando Veronica gli porgeva una bibita fresca nei caldi pomeriggi estivi. Tutti gli sforzi per ritrovare il ragazzo non sortirono alcunché. Il regime aveva eretto un muro impenetrabile a tutela delle cosiddette operazioni antisovversivi, che a ritmo incessante venivano compiute. Era come cercare un ago in un pagliaio,
Per di più, lo stato di polizia terrorizzava la popolazione e la mancata diffusione di notizie sulla sorte degli arrestati accresceva un clima di incertezza e precarietà, stroncando ogni possibile dissenso e rendendo di fatto un'impresa titanica anche la semplice richiesta di informazioni da parte dei parenti. Alla fine, Veronica, rassegnata, si era dovuta arrendere. Quell'episodio la segnò profondamente e un pesante senso di amarezza e di sconforto si impadronì di lei. Doveva andare via, lasciare il paese, perché fermarsi lì significava essere partecipe di una situazione intollerabile. Grazie. Abbiamo ancora Stefano Tosin e Soledad Maria Laschavés. tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, ay, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Grazie. Io approfitterei di cui ci introduce in quella che voleva essere la mia terza domanda. Le
le altre due passioni di cui si parla nel libro, il tango, l'abbiamo appena visto. Io ci metterei insieme i cavalli, il cavallo in realtà, Xanto, ma non so cosa c'entri, ma mi piaceva fare questo accostamento perché in fondo qualcosa di comune hanno. Dopo non lo so se sono due passioni anche di Maria Pia, poi magari ce lo racconterà. E vabbè, chi conosce il tango, io ne conosco poco, ma ho qualche amico qualche amica soprattutto che me ne ha parlato tantissimo. Non è semplicemente un ballo. Borges diceva: ancora oggi il tango conserva quel qualcosa di proibito che stimola il desiderio di scoprirlo sempre un po' di più, e quel qualcosa di misterioso che ci ricorda quel che siamo stati, o forse quel che avremmo voluto essere. Io credo che sia un'esperienza che coinvolge pienamente, no? Più che un ballo, un qualcosa che riesce a trascinare in una dimensione diversa, quasi trascendente, no? Fatta di contatto fisico che però è quasi accennato, no? Rispetto ad altri balli che invece sono più fisici. Invece di condivisione emotiva profonda, no? Di intesa che in una tanda può superare confini inimmaginabili. Io non l'ho mai ballato il tango, ma chi me l'ha raccontato è riuscito a farmelo provare. Dall'altro lato l'equitazione, nel romanzo c'è questo rapporto d'amore, possiamo dire, con questo cavallo, con Xanto, che consente a Maria Stella di sperimentare quasi un rito purificatore, di trovarsi nella fase della vita in cui soffre, in cui ha insoddisfazione per quello che le sta accadendo, riesce a darle dei momenti di sollievo, in cui astrarsi dalla realtà. Ecco, io credo che queste due passioni, questi due amori siano nella trama del romanzo, abbiano un'importanza notevole. Ce lo spieghi, ce lo racconti, Maria Pia? Diciamo che la vita è un viaggiare in cerca di approdi e nella difficoltà di trovarli sperimentiamo momenti di gioia, ma anche di difficoltà, di sofferenza. Ecco, forse questa seconda sensazione, la sofferenza, la si evince, la si trova anche nel titolo, no? Nel termine passione, perché in fin dei conti la passione non è soltanto un sentimento che si può esprimere, un sentimento sensuale verso una persona, ad esempio quello di Maria Stella per Valerio, ma è anche un sentimento profondo, forte, verso un oggetto o un animale. In questo caso per Maria Stella è una grande passione verso il suo cavallo, Xanto. Xanto, questo nome mi è stato suggerito da Massimiliano, che è un appassionato dell'Iliade, e quando a voce alta ho detto: mamma mia, ma come chiamo il cavallo di Maria Stella? E lui senza esitazione mi ha detto: lo chiami Xanto, mamma, che discorsi. Infatti è così è stato Xanto, il cavallo parlante, e mi ha dato un bel suggerimento, perché il cavallo dono del padre, ma anche dono degli dei, quindi questo cavallo con cui la mia protagonista ha un rapporto affettuosissimo. Lei non ha figli, e quindi con questo cavallo si sfoga, vive delle emozioni straordinarie. Ecco che la forza della passione per Xanto è per lei come la forza della passione per il tango, che è un ballo che la vince, che a lei serve per cercare di amalgamarsi ad un mondo dove lei
è se stessa, ma nessuno la conosce, e quindi è un modo per livellarsi, è un modo per affrontare e per vivere delle emozioni spensierate, senza dover per forza sottolineare il suo status di appartenenza. E il mondo del tango, che è un mondo che anche il suocero Don Juan Pablo ha sempre frequentato, li fa riscoprire loro la gioia, la felicità, perché Maria Stella comunque è sposata con questo Fernando, che non ha di sicuro il carisma del padre, e anzi non si capisce dove sia finito il DNA del padre, perché è un personaggio veramente negativo, e diciamo che il tango dà a Maria Stella la possibilità di riscrivere la sua vita, perché l'incontro con Valerio sarà l'incontro che la farà rimettere in moto verso la felicità, perché Maria Stella è comunque diffidente, molto sulle sue, e invece quest'uomo le farà riscoprire innanzitutto la fiducia in se stessa, e poi la fiducia nei confronti degli altri. In realtà questo romanzo è un progetto di positività, perché la nostra protagonista alla fine troverà la capacità di riscattarsi in un atto di grande generosità, che è quello di adottare una bambina, come emblema di speranza e di nuova vita, in modo che l'alba del nuovo giorno si tinga di rosa e anche di futuro. Io a questo punto sentirei se ci sono domande, curiosità. Qualcuno di voi so che ha anche già letto il libro, ne discutevamo prima. Avete l'occasione unica e irripetibile di fare domande scabrose a Maria Pia, per cui non siate timidi. Nessuna curiosità? Proseguo io allora. A me uno dei temi... Delle armi? Allora, è un mondo che mi appassiona, perché sono oggetti dove c'è una straordinaria manualità, quelli che io descrivo. C'è una perizia tecnica straordinaria, e quindi le conosco, le apprezzo, e ho, diciamo così, ho fatto esperienza nel mondo anglosassone, e lì c'è una tradizione straordinariamente importante. Infatti mi aspettavo questa domanda, perché è una donna che scrive un capitolo come il secondo, e scrive, tratteggia così con dovizia di particolari, suscita sempre interesse e curiosità. Ma è un mondo che mi affascina. Le dicevo, l'ho conosciuto bene in Inghilterra, perché lì c'è un rapporto con la caccia che è straordinariamente, vorrei dire, è molto ancestrale, però è costruito in un modo attento, pieno di
di attenzione nei confronti dell'ambiente. I cacciatori, ho seguito parecchie battute di caccia, ho anche un maestro di caccia inglese col quale ho fatto molto clay pigeon, quindi la caccia al piattello, il tiro al piattello, e devo dire che l'attenzione che hanno gli anglosassoni nei confronti della natura e degli animali è straordinaria. Dopo sulla caccia si può aprire un dibattito molto scabroso e molto ricco di sfaccettature e anche contestazioni. Però devo dire che io ho descritto infatti quel mondo perché gli inglesi comunque i fusti delle piantine li ricoprono tutti, non lasciano un bossolo sul terreno. Quindi per una persona che è vegetariana, allora sì, possiamo ragionare sul fronte della caccia e dire aborro la caccia perché io sono integerrimo, non tocco un petto di pollo, non mangio un pesciolino, ma per chi invece consuma la carne, anche se non in quantitativi industriali, gli anglosassoni hanno un'attenzione molto particolare e lasciamo stare la caccia alla volpe, quello è un altro mondo, è un'altra cosa. Però la competizione, per esempio, con le pernici o con i fagiani che volano alti, cioè volano a 30 metri e tu hai solo un colpo in canna, sparare a un fagiano a 30 metri o andare a comprare la carne del macellaio, l'operazione sporca di uccidere, tu che vai a comprare la carne dal macellaio la fai fare agli altri, e quindi io ho questo rapporto con la caccia. Tu comunque hai sparato al piattello solo? Io ho sparato al piattello, sì. Io non posso sopportare, per esempio, la caccia alle oche. Ho assistito alla caccia alle oche, perché la caccia alle oche, le oche hanno una livrea pesantissima e quando il cacciatore non ha una mira infallibile, l'oca cade e agonizza per 10 minuti. Ecco, allora quello è una cosa che far levare in volo le oche dallo stagno per poi sparare, no, non fa per me. Comunque questa tradizione delle armi che gli inglesi hanno è una cosa che mi affascina molto, perché li considero oggetti straordinariamente belli. Ci sono altre domande? Scusi, posso chiedere il rapporto tra Maria Stella e suocero, quella bellissima lettera che lui ha lasciato dopo le sue morte, questo rapporto così delicato, così affettuoso, di stima che aveva verso la nuova, è tutto molto... Grazie. Don Juan Pablo è un uomo che è abituato a comandare con lo sguardo, appartiene a comandare senza bisogno di parlare, però con Maria Stella ha un rapporto d'affetto, vorrei dire d'amore. Maria Stella è la donna della sua vita, è la figlia che non ha avuto ed è la persona alla quale, è anche la persona a cui ha tarpato le ali, perché in realtà lui, che è un grosso industriale, un grosso possidente, avrebbe potuto stimolarla, farla lavorare, ma per paura di perderla la tiene ingabbiata.
In realtà comunque è un rapporto sentimentale molto profondo. Lui capisce le qualità della donna e lei con reciprocità apprezza moltissimo suo suocero, e dato che il figlio se l'è sposato, se lo tiene, anche se alla fine vive una vita che le sta molto stretta. Rimane lì perché è una donna tutta ad un pezzo, e anche e soprattutto perché c'è questo suocero al quale frantumerebbe il cuore andando via. Prima di qualche altra domanda, abbiamo due ballerini straordinari che non so dove sono scappati, ma se avessero voglia di farci ancora sognare. Magari. Consulto con Maria Piera. Lo dico un attimo, no, ma parlo così quando mi sentite. E balleremo un brano di Piazzolla, avevamo 2 o 3 possibilità di fare un bis, e balliamo questo perché io sinceramente non ho letto il libro di Maria Pia ancora, lo leggerò sicuramente, e ho sentito che parla molto anche del periodo duro dell'Argentina. Oblio è dimenticare Piazzolla, e Piazzolla è scappato dall'Argentina in esilio a Parigi, e quindi dedichiamo a questo periodo tanto oscuro e il rischio anche, tra l'altro, che l'Argentina ricada, come anche l'Italia, sono dei rischi, in periodi bui, sperando che questo non succeda mai in nessuna parte del mondo, anche se da altre parti succede. Dedichiamo questa cosa. Vi chiedo solo una cortesia, la musica è molto importante in questo brano, sfumate lo sguardo su di noi, socchiudete anche gli occhi, ascoltate la musica e viaggiate dove volete, dove vi sembra più opportuno. Grazie.
Grazie per questo momento di emozione. Soprattutto per chi non conosce il tango, questa è la prima volta che io e Soledad balliamo questo brano. Non è una coreografia, l'abbiamo improvvisato ora, perché il tango argentino è solamente improvvisazione. In base a un codice, a un linguaggio, è una comunicazione che in base a voi, al vostro silenzio, è venuta in questo modo. Vi ringrazio un sacco, a nome mio, Soledad, Maria Pia che ci ha invitato insieme a Marco e a tutti voi. Grazie a voi. Qualcuno stasera so che si è innamorato del tango e inizierà a prendere qualche lezione, ma questa è un'altra storia. L'ultima domanda per Maria Pia e poi non lo so. Nessuno? Nessun'altra curiosità? Faccio io l'ultima domanda. A me incuriosiva molto la storia, la vicenda dei conflitti generazionali. Abbiamo padri e figli, in particolare Juan Pablo e il figlio Fernando da un lato, ma dall'altro anche come dire, Maria Stella e il padre, e Maria Stella che diventa madre, la figlia che adotta, che si chiama Agata, e da un lato il rapporto padre-figlio, una generazione del padre di successo e il figlio che invece non riesce a mantenere le attese, dall'altro forse il viceversa, un padre che è arrivato a certi risultati ma la figlia lo supera soprattutto dal lato emotivo, dal lato come dire, della consapevolezza sociale. La storia è complessa e i rapporti riflette i rapporti interpersonali che comunque dentro alle famiglie noi possiamo trovare. Maria Stella ha un rapporto abbastanza conflittuale con la madre, perché questa donna vive soprattutto di sé, della propria bellezza, lei è sempre esausta. In realtà Maria Stella è una donna diversa, è una donna molto profonda, ecco perché da qui c'è questo legame molto, molto coinvolgente anche col suocero e con Valerio. I rapporti interpersonali sono quelli che ci guidano nella vita. Quando noi facciamo una cosa bella abbiamo piacere di condividerla con chi ci sta accanto. Diciamo che molto spesso questo significa condividerla con i membri della famiglia.
Io appartengo a una categoria di persone che ha una famiglia un po' speciale, una famiglia molto allargata e devo dire che quando ero una ragazza non l'avrei pensata così, ma poi si sa, il destino ha più fantasia di noi e quindi io mi trovo a vivere una cosa di questo genere. Devo dire che tutto sommato questo dà anche un grande appagamento, è una progettualità di vita diversa, più insolita, più alternativa, però in questo caso anche per Maria Stella è così. La sua vita evolverà in un certo modo perché a un certo punto riesce a mettersi in viaggio verso la felicità, e in fin dei conti questa è una lezione che possiamo apprendere tutti, perché per citare il filosofo Silvio Ceccato, che nella sua opera Ingegneria della felicità diceva: il compito di essere felici si può svolgere, studia. Ecco, penso che anche noi possiamo darci da fare per riuscirci. Grazie, buona serata a tutti. Grazie Maria Pia.